Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta, oggi festa di Ognissanti, in questa edizione parleremo di cronaca, una raffica di furti soprattutto in provincia di Treviso ed esattamente a Roncade, parleremo anche ancora di cronaca perché ci sono stati anche diversi incidenti stradali, uno mortale sempre in provincia di Treviso, ma occhi puntati a Padova ed esattamente ad Anguillara dove sarà consegnata la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Bolsonaro, manifestazioni fin dalle prime ore del mattino proprio ad Anguillara, un sit-in di cittadini, ma noi ci colleghiamo perché la vedo già sullo schermo, la nostra Valentina Visentin che si trova lì sul posto con Simone Merlo. Buongiorno Valentina. No, ti metti di là. Prego, prego. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, come vedi sono attimi concitati quelli che stiamo immortalando con le nostre telecamere ad Anguillara, perché è atteso proprio in questi istanti l'arrivo del presidente del Brasile Bolsonaro, che dovrebbe ricevere all'interno della villa che vedete proprio inquadrata in questo momento, Villa Veneranda Arca del Santo qui ad Anguillara, la cittadinanza onoraria che è stata decisa dal piccolo comune della Bassa Padovana, da dove è partito nel 1878 il bisnonno di Bolsonaro, Vittorio Bolsonaro, perché il cognome qui è Bolsonaro e poi è cambiato in Bolsonaro. Ecco, all'interno di questa villa lui riceverà la cittadinanza onoraria, in questi istanti dovrebbe arrivare la delegazione brasiliana e come vedete infatti c'è tantissima gente, non so, tantissimi giornalisti ad attenderlo, ma anche un comitato di accoglienza fatto da brasiliani ma anche da alcuni italiani che sono qui sin dalle prime ore del mattino per prendersi un posto, possiamo dirlo, in prima fila, perché molto probabilmente l'unico momento in cui si potrà vedere il presidente Bolsonaro è proprio quando varcherà l'ingresso della villa, perché ovviamente il paese è super blindato dalle forze dell'ordine che sono schierate già dal mattino e le strade sono presidiate e pattugliate, quindi i programmi stessi del presidente cambiano di minuto in minuto, ma insomma sembra proprio che debba arrivare in questi istanti. Come hai ben detto, manifestazioni e mobilitazioni sono iniziate dal mattino, perché qui vedete il sit-in pro Bolsonaro, ma dalle 9 alle 11 nella piazza della chiesa, in piazza Matteotti, davanti alla chiesa parrocchiale di Anguillara, si è svolta invece una manifestazione di protesta piuttosto nutrita, oltre 200 persone di movimenti di sinistra, sindacati, ANPI, lo stesso Partito Democratico con dei consiglieri regionali. È una manifestazione di oltre 200 persone che ha protestato contro questa cittadinanza onoraria. C'erano anche alcuni brasiliani giunti da tutta Italia proprio per raccontare la loro versione, quello che pensano di Bolsonaro, che ovviamente in patria è accusato anche di crimini contro l'umanità per la gestione del Covid, senza contare poi della controversia sulle incendi scoppiati in Amazzonia. Quindi una cittadinanza onoraria che ha creato, come abbiamo raccontato in queste settimane, molte polemiche, non solo politiche, e quindi lo stesso municipio di Anguillara è stato imbrattato 2 giorni fa da un blitz di attivisti ambientalisti. Infatti inizialmente il presidente Bolsonaro doveva ricevere la cittadinanza all'interno del comune, ma il programma è stato cambiato e si è pensato di conferire la cittadinanza direttamente all'interno di questa villa, dove ci sarà poi anche un pranzo con una delegazione ristretta, ospiti ovviamente molto contati, molto pochi, anche perché dobbiamo ricordarlo, tante istituzioni hanno disertato. Il presidente della provincia di Padova non ci sarà il sindaco di Padova Giordani, quindi politici non ce ne sono, è presente il prefetto e il questore di Padova, che sono qui appunto anche per monitorare la situazione. C'è la striscia, al di là della striscia. Noi intanto continuiamo ad inquadrare perché vediamo se è atteso, se arriva in questi istanti proprio mentre siamo in diretta. Ecco Valentina, nel pomeriggio sono previste altre manifestazioni che si sposteranno invece a Padova.
Ovviamente non è blindata solo Anguillara ma anche la stessa città di Padova, perché Bolsonaro ha espresso più volte il desiderio di far visita alla Basilica del Santo a Padova, e quindi alle 2 del pomeriggio è prevista in Prato della Valle un sit-in di contestazione da parte dei centri sociali del Veneto, e vedremo insomma poi se il programma del Presidente subirà delle altre modifiche, ma sono dettagli appunto che noi raccoglieremo istante per istante, perché veramente qui il programma è in continua evoluzione. Appunto, come vi ho detto, Bolsonaro doveva andare in comune ad Anguillara, ma il programma è stato cambiato anche perché alla luce appunto anche degli imbrattamenti che ci sono stati nei giorni scorsi, il comune è tuttora imbrattato e quindi appunto il programma è stato modificato e Bolsonaro dovrebbe arrivare all'interno della Villa Veneranda Arca. Ecco, Valentina, sentiamo dei cori, ci sono delle manifestazioni, vediamo probabilmente alle tue spalle. Sì, è un comitato, possiamo dire così, di accoglienza, sono persone a favore di Bolsonaro, si tratta di alcuni gruppi di brasiliani, ma anche, come vi dicevo, alcune persone italiane del posto che sono qui, che sono amici, dicevano che sono arrivate fin dalle prime luci del mattino proprio per prendersi questo posto, per poter vedere Bolsonaro, perché penso l'unico momento in cui si potrà vedere è quando varcherà la soglia della villa, quando scenderà dall'auto scortata e varcherà l'ingresso della villa. Penso sia l'unico momento in cui si potrà intravedere il Bolsonaro. Vedo insomma che c'è parecchio fermento vicino a te, quindi probabilmente sono proprio ormai attimi e dovrebbe arrivare. Sì, Simone Merlo sta inquadrando, vi sta mostrando un po' com'è la situazione qui in questo istante, veramente c'è molta concitazione, anche ovviamente l'entusiasmo delle persone, ma allo stesso tempo le forze dell'ordine che ci stanno tenendo un po' a distanza. La strada qui è aperta, quindi c'è anche il traffico di passaggio, quindi dobbiamo stare anche noi, come puoi ben vedere siamo a bordo strada per raccontarvi quanto sta accadendo in questi istanti. Ecco Valentina, se vuoi facciamo intanto vedere uno dei tuoi contributi, che era l'intervista ad una brasiliana e l'intervista ad un consigliere. Sì, ancora non abbiamo, quindi rimaniamo collegati con te per vedere se il Presidente del Brasile sta arrivando. Ormai dovrebbero essere una questione davvero di minuti. Se vedete, vediamo. infatti sono ovviamente tutte l'ambulanza che sta arrivando, perché ovviamente ci sono massimi dispositivi di sicurezza non solo delle forze dell'ordine ma anche appunto delle ambulanze, della protezione civile, i vigili che stanno comunque facendo defluire il traffico. Il piccolo paese di Anguillara Veneta non era mai stato così alla ribalta della cronaca, pensate a un piccolo paese di 4.200 persone, quindi mai si sarebbe immaginato di avere così tanta pubblicità per questo, anche se questo evento comunque ha attirato proprio l'attenzione mondiale su Anguillara, perché proprio per la controversa figura di Bolsonaro, che è appena stato ospite a Roma del G20 e quindi ha appena partecipato al G20 e poi prima di ritornare in Brasile appunto la tappa qui per visitare il paese del suo bisnonno Vittorio Bolsonaro. Aveva espresso anche il desiderio di vedere la fonte battesimale dove il bisnonno era stato battezzato, ma credo che per ragioni di sicurezza questo non sia potuto avvenire e quindi si fermerà solo esclusivamente la tappa di Anguillara, si svolgerà solo all'interno di questa villa. Ecco, Valentina, come istituzioni, insomma, il Presidente della provincia, abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, ha detto che non sarà presente. Il Presidente della provincia di Padova non sarà presente, ha detto la fascia della provincia non sarà lunedì qui ad Anguillara Veneta, chi ci sarà ovviamente a titolo personale, ma io resterò a casa. Queste le dichiarazioni di Fabio Bui, Presidente della provincia di Padova. Anche il Sindaco di Padova Sergio Giordani non sarà presente qui, non è presente qui perché non ci sarà. Abbiamo visto solo il Prefetto e il Questore, ma sono istituzioni
istituzioni di pubblica sicurezza, figure di pubblica sicurezza, e quindi sono qui per appunto monitorare la situazione. Imponente il dispositivo delle forze dell'ordine, perché ci sono carabinieri, polizia, guardia di finanza, la polizia locale per presidiare il traffico. Adesso c'è un corteo, aspetta, dovrebbe essere qui in questo momento perché vediamo l'auto della scorta. Molto movimento e quindi sta arrivando in questo istante il presidente Bolsonaro. Dovrebbe essere questo perché vediamo diverse camionette e mezzi blindati e dovrebbe essere qui in questo istante. Parlano le immagini, sentite anche le urla di gioia. Ci sono anche delle contestazioni, ecco. Non solo mito, mito come hanno urlato, ma anche fora Bolsonaro, quindi le contestazioni sono arrivate. Sentiamo Valentina, Mito è il modo in cui li sentite, i cori pro Bolsonaro, mentre c'è stato anche un fora Bolsonaro, un esponente del partito dei lavoratori brasiliana, quella che poi abbiamo intervistato e che vi faremo sentire il suo contributo, è riuscita ad urlare fora Bolsonaro, e quindi ecco la contestazione. Adesso cerchiamo di inquadrarlo mentre arriva e mentre scende dal blindato. Le immagini sono di Simone Merlo, che adesso cercherà appunto di riprendere questi istanti. Chiudono i cancelli le forze dell'ordine, lo vedete, è super blindata la villa. Forse è difficile inquadrarlo perché proprio i mezzi sono stati posizionati per impedire la visita. Brasil da merda, questo Brasil da morte. Ci sono anche momenti di tensione perché la gente sta cercando di avvicinarsi ai cancelli ed è bloccata dalle forze dell'ordine. Non sono i contestatori, sono i pro Bolsonaro che stanno cercando di arrivare vicino alla villa e stanno per essere bloccati dalle forze dell'ordine. Dietro! Esse è il Brasil di dietro per negazionismo. Ecco, ci stanno spostando anche noi, ci stanno facendo arretrare proprio per motivi di sicurezza. Spero che riusciate ancora a sentirmi. Valentina, quanto tempo rimarrà lì il presidente Bolsonaro? È prevista la visita di qualche ora al tempo del pranzo, perché dovrebbe esserci anche un pranzo all'interno della villa dopo il momento ufficiale appunto della consegna della cittadinanza onoraria. Valentina, riesci magari a sentire qualcuno sia dei pro che dei contro lì vicino a te? Riesci ad avvicinare qualcuno? Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Pronto? Valentina, ti sentiamo bene noi. Pronto? Valentina, non so se tu riesci a sentirci ancora, noi ti sentiamo bene, stiamo continuando a vedere le immagini. Sentite? Sì, ti sentiamo benissimo, Valentina. Scusate perché qui c'è tantissima confusione, la linea del telefono è disturbata, qui è difficile anche sentire le persone perché si stanno tutte accalcando verso l'ingresso della villa e sono qui per urlare il loro sostegno a Bolsonaro, anche se c'è appunto una persona che è riuscita ad avvicinarsi per contestare, che sta facendo una diretta proprio per raccontare l'altra faccia del Brasile, quella che è contro Bolsonaro, ma siamo tutti tenuti piuttosto a distanza ed è difficile poter raccogliere anche le voci delle persone che sono qui. Oltre all'imponente dispiegamento di forze dell'ordine, appunto siamo in tantissime troupe televisive, anche straniere, che stanno immortalando questo momento. E come sentite i cori sono fortissimi. L'unica parola che viene urlata è mito, mito. E non viene urlata solo dai brasiliani ma anche da qualche italiano. Poi ovviamente ci sono anche i curiosi, quelli che abitano qui vicino, che si sono avvicinati, ma proprio per pura curiosità, per immortalare questo momento che è storico per il piccolo comune di Anguillara Veneta. Intanto Simone Merlo credo stia continuando ad inquadrare per noi l'ingresso di Villa Veneranda Arca del Santo.
Immaginiamo insomma che il Presidente Mi sentite? sia già... Sì, certo Valentina, immaginiamo il Presidente sia già entrato perché è passato qualche minuto e rimarrà là per qualche ora. Se tu, se ti è possibile, sì. perché ci rendiamo conto che la situazione è complicata, se ti è possibile magari sentire qualche voce, se riesci ad avvicinare qualcuno sia pro sia contro a questa cerimonia, a questa visita, magari Valentina, ovviamente mi rendo conto che sono tutti ammassati, accalcati, non è facile. No, non è facile, anche perché molti parlano solo portoghese, quindi anche per la comunicazione è un po' complicata e quindi è un po' difficile, anche perché molti non hanno intenzione di parlare, sono tutti molto concentrati a guardare, sembra che non vogliano perdersi alcun istante, quindi non è che nessuno ha tanta voglia di parlare, perché stanno tutti cercando di guardare il momento in cui scenderà dall'auto il Presidente, perché non sappiamo, perché stanno piano piano scendendo tutte le persone all'interno di quei furgoni neri che vedete nelle riprese dalle telecamere. E quindi piano piano si stanno spostando i furgoni e tutti cercano e sperano di riuscirlo a vedere, ma forse, come hai detto te, potrebbe essere già entrato, anche perché non si sapeva in quale macchina fosse il Presidente, ovviamente per ragioni di sicurezza. Ecco, abbiamo visto anche molti Però cittadini piano piano... che immortalavano con i cellulari questo evento. Sì, assolutamente sì, perché ci sono anche tanti curiosi, al di là del pro e del contro Bolsonaro, ci sono tantissimi curiosi. Abbiamo sentito prima le voci del paese, appunto nella più totale indifferenza sulla cittadinanza, commentavano solo il fatto di questo capitolo della storia di Anguillara, un piccolo paesino della bassa padovana, segnato profondamente economicamente dopo le guerre mondiali, e da cui molte persone se ne sono andate. Eccolo, vedete la delegazione in questo istante, lo vedete dalle immagini? Ecco, in mezzo a quelle persone molto probabilmente c'è Bolsonaro, vediamo se si avvicina per un saluto alla sua popolazione. Eccolo là, io lo riesco a vedere, è vestito di nero, si sta avvicinando verso il cancello, quindi della villa, da dove molto probabilmente saluterà le persone. Lo vediamo. Lo vedete, Valentina. si sta avvicinando Sì, adesso eccolo qui, giubbotto blu, senza mascherina, un look informale, si sta avvicinando molto alle persone. Lo vedete come si sta avvicinando e sta salutando i suoi concittadini, tra le bandiere verdi brasiliane. Carioca, eccolo qui, si è avvicinato. Le immagini di Simone Merlo, che pur nella massa vi sta comunque mostrando quanto sta accadendo. Vedo anche qualche esponente della Lega. Sentiamo ancora gli unici politici presenti. Sentiamo che gridano mito, continuiamo a sentirlo. Mito, sì, è proprio il termine, l'appellativo usato dai brasiliani per chiamare il loro presidente. Forse nemmeno loro si aspettavano questo gesto di avvicinamento, perché è veramente molto vicino alla gente. E so che state vedendo le immagini, c'è una calca incredibile di persone che stanno cercando di immortalare con una foto. Fra l'altro vediamo anche la difficoltà delle forze dell'ordine, che insomma devono cercare di mantenere la sicurezza, ma vediamo che è difficile anche per loro in questo momento. Sì. Con i suoi cittadini, adesso vediamo, si sta spostando. Valentina, sta tornando dentro. Sta rientrando, sì.
sta rientrando, quindi insomma qualche minuto, si è intrattenuto qualche minuto e adesso sta rientrando con tutta la delegazione. Ecco le immagini, Daniela. Certo, un'accoglienza che si aspettava secondo te il Presidente? Credo di sì, perché altrimenti non avrebbe osato così tanto ad avvicinarsi alla gente. Credo di sì, che insomma, anche perché della visita se ne sta parlando ormai da più di da una settimana, e quindi credo che sia stato comunque tutto definito nella massima sicurezza sia per le persone che per il Presidente stesso e la sua delegazione. Certo. Valentina, adesso è entrato, noi rimaniamo sempre collegati con te, intanto io mi sposto con il mio ospite che ho qua in studio, però rimaniamo collegati con te, continuiamo a vedere le immagini, ovviamente appena tu vedi qualche movimento o qualcosa noi torniamo subito da te lì ad Anguillara, quindi rimaniamo comunque a vedere queste immagini, questo momento, se vogliamo considerarlo un momento storico, della consegna della cittadinanza onoraria al Presidente del Brasile tra cori a favore ma anche proteste. Ricordiamo che questo pomeriggio ci sarà una protesta importante a Padova, dove il Presidente si recherà, come hai detto tu, per andare a... Sì, e in quel caso credo che l'accoglienza sarà totalmente diversa. Anche perché appunto Bolsonaro viene contestato non solo per la sua politica ma anche per le sue decisioni sull'ambiente, sulle sue controversie sugli incendi che erano divampati un paio di anni fa in Amazzonia, che hanno distrutto una parte del polmone del mondo. Ok Valentina, allora noi rimaniamo con te, intanto io presento l'ospite che è qua con me, che ha assistito insomma a questo momento, possiamo definirlo un momento storico, se ne parla veramente da parecchio, poi seguiremo il professor Calò, insomma è conosciuto, non serve neanche una presentazione, insegnante del liceo Canova, intanto buongiorno e grazie per essere stato qua. Intanto le chiedo proprio un commento, ha visto queste immagini in diretta del Presidente, contestato da molti, però ovviamente i suoi concittadini che sono arrivati là per invece accoglierlo e alle grida mito. Professor Calò. Non è facile commentare queste immagini, soprattutto pensando appunto al personaggio, cioè e a quello che c'è dietro, il suo pensiero, il suo modo di agire. Ormai da anni siamo, diciamo così, lo stiamo seguendo nelle sue scelte e spesso queste scelte sono scelte molto discutibili, se posso usare questa parola, molto discutibili, molto problematiche anche su un piano non solo della questione del clima, ma su un piano proprio anche politico, proprio nelle scelte. È un fronte particolare, quel fronte che aveva una grossa sponda in Trump, che ha delle grosse sponde anche in Europa e non solo. Quindi però io anche posso capire una scelta di questo genere per ciò che riguarda le radici, certamente di una famiglia, quindi le radici di un percorso, e ricordare per esempio che anche loro, tra virgolette, i Bolsonaro sono stati migranti, certo, in tutti i sensi. E poi con lei parleremo proprio di questo, però la domanda che molti si fanno era è giusto questa cittadinanza onoraria ad una figura come quella di Bolsonaro? Abbiamo visto lo stesso presidente della provincia di Padova, che poi sentiremo al telefono, prendere certe posizioni, giustamente. Esatto, prendendo posizioni dicendo noi non ci saremo, e chi va lì della provincia lo va a titolo personale. Questa ricerca sua di tipo genealogico, cioè nel senso della famiglia, delle origini, sarebbe stato molto bello che la potesse fare, l'avrebbe potuta fare o prima di essere presidente o dopo, e soprattutto pensando
a quanto può essere la sua figura divisiva, no? Anche in Italia comunque, cioè le posizioni nei confronti suoi non sono certamente concilianti, e quindi io trovo che sarebbe stato molto più corretto da parte sua rimandare questo momento così particolare nel momento in cui, diciamo così, le cose su un piano ufficiale, no? Sì. Non essendo presidente venivano ridimensionate di sicuro, certo. E invece così è sembrato quasi volesse, no, sottolineare questo aspetto, no, della possibilità come presidente di avere questa onorificenza. Tra l'altro là dipende molto anche dalle motivazioni che hanno spinto, diciamo, il sindaco a questa scelta. E io credo che, io mi auguro che il signor sindaco sia stato, diciamo, abbia ponderato il più possibile, visto anche appunto la persona. Certo si rimane un po', diciamo, interdetti, no? Un po' storditi, perché, ripeto, sono figure molto esposte e sono figure che hanno una valenza oggi politica e storica notevole, e se poi questa valenza è caricata di negatività per tutto quello che tu stai facendo e continui a fare, beh, insomma c'è da riflettere. Ecco. Certo. Parlavamo proprio di migrazione perché lei, insomma, lo sappiamo, aveva accolto, l'abbiamo parlato più volte, dei ragazzi extracomunitari che sono rimasti perché hanno fatto parte e fanno tuttora parte della sua famiglia, una famiglia allargata. Lei ha fatto un libro e dice: l'accoglienza diffusa in Europa si può fare. Sì. Anche se poi uno degli argomenti più discussi questo. Purtroppo ancora di grandissima attualità. Questo mi dispiace moltissimo, cioè, ma siamoci sinceri, è così, cioè è di grandissima attualità, ed è un'attualità che però io sposto il baricentro su un'altra questione, cioè dalle parole ai fatti. Se vogliamo fare, possiamo. Se non vogliamo fare, non lo faremo mai. È una questione di decisione politica, lo si sta vedendo già da tempo, purtroppo. L'Europa non ha questo coraggio, l'Italia lo stesso, se non in minima parte. E allora io dico, con questo libro cerchiamo di testimoniare, no, quello che è già avvenuto, cioè nel senso che questo si può fare, nasce da un'esperienza concreta, non da un'ipotesi, da qualcosa di realmente vissuto, e questo realmente vissuto è un realmente vissuto positivo. Allora io parlo di un'altra narrazione, la narrazione è sempre negativa nei confronti dei profughi, è sempre pensando e lo dico con grande tristezza, pensando alla difesa, al pericolo, alla paura, all'invasione. E invece io parlo di un'opportunità e addirittura di risorsa per l'Italia, per l'Europa. Partendo, ripeto, parlo perché parto da un qualcosa di molto concreto, un'esperienza molto, molto bella e positiva, che diciamo così, l'ultima pagina è stato il matrimonio di uno di questi ragazzi 10 giorni fa. E pensare che questi ragazzi da dove sono partiti, quando poi ci hanno raccontato la loro storia, e adesso nel caso di questo ragazzo ha un suo lavoro, ha una sua casa, ha una famiglia. Cioè lei ha donato loro un futuro che... Insomma, secondo me è una cosa molto bella. Io credo che, ecco, però in questo libro, ci tengo a dirlo, è un libro scritto a 4 mani, insieme con una giornalista olandese, la dottoressa Silke Wallenburg, la quale dottoressa olandese ha dato un contributo notevole perché è stato un guardare a questo tema da di fuori, non direttamente solo da chi l'aveva vissuto come il sottoscritto, ma un guardare da di fuori, e quindi un poter guardare pensando all'Europa, che è un'Europa del nord, visto che lei è olandese, e c'è un'Europa del sud e io bene o male potrei rappresentarlo. E poi la cosa bella è che il testo è uscito fuori contemporaneamente il 28 di questo mese anche nella versione in inglese. Ecco, come mai questa scelta? Perché insomma
perché è un testo che si rivolge non solo agli italiani, certo, ma si rivolge all'intera Europa e anche oltreoceano. Cioè è un testo che vuole testimoniare appunto la possibilità concreta di una realizzazione in positivo, in costruttivo a livello di accoglienza diffusa. Il testo poi ha avuto un riconoscimento, secondo il mio punto di vista, in partenza, no? Perché? Perché la prefazione è di David Sassoli, l'attuale presidente del Parlamento italiano, e la postfazione è di Romano Prodi, che tutti penso possano conoscere qui. E queste due figure nelle loro parole c'è tutta non solo la stima, e ringrazio moltissimo nei confronti della nostra famiglia, certo, ma anche l'auspicio che quello che è stato vissuto, quello che abbiamo vissuto insieme, possa diventare qualcosa di condivisibile e quindi aperto appunto all'Europa. Ecco, lei ha fatto questa scelta e insomma ha davvero regalato un futuro a questi ragazzi. Secondo lei quanta strada ancora c'è da fare per arrivare a diciamo, esportare questo modello in tutta Europa? Perché poi si parla, sì, si fa in Italia, non si fa in Italia, però insomma qualcuno dice però l'Europa sembra sorda a questo. Allora, l'Europa non è sorda e lo testimonia sempre il libro. Nel libro c'è una bellissima... Però poco è stato fatto finora. Esatto. Non è sorda, però poco è stato fatto. Sì, però è in atto qualcosa di molto importante, secondo me. E questo qualcosa di importante è proprio testimoniato anche dal testo. Perché? Perché non dimentichiamoci che la nostra esperienza è diventato un laboratorio, il laboratorio è diventato un modello e il modello è diventato un progetto europeo. Questo progetto europeo è partito l'anno scorso, è in atto in 6 paesi, in 6 città di 6 paesi dell'Europa, quindi si sta tastando, tra virgolette, questa esperienza anche a livello europeo. L'auspicio è che se dovesse andare tutto bene, noi ce lo auguriamo di cuore, si possa arrivare a dire all'Europa: guardate che si può fare e l'abbiamo dimostrato insieme. Quindi non è vero che l'Europa non sia sensibile a certe cose o non lo stia sperimentando. Questa è la testimonianza anche di questa sperimentazione e io la trovo una cosa molto bella, perché vuol dire che insieme si può fare, non è Antonio Calò, la famiglia Calò, eccetera. Lo dico anche in un capitolo finale del libro dedicato ai ringraziamenti. Spesso i ringraziamenti sono una cosa molto veloce, qui invece il ringraziamento è proprio partire da questa considerazione che noi da soli non possiamo, come dice anche il Papa, fare nulla. Beh, ecco, poi continuiamo a parlare di questo libro, perché io vedo già il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, lo vedo sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, non so lei se ha visto, abbiamo mandato in diretta le immagini dell'arrivo del presidente Bolsonaro nella villa, dove si è avvicinato addirittura insomma alla gente, ai brasiliani, perché c'era una delegazione abbastanza importante di brasiliani e è stato qualche minuto a contatto con loro, ha parlato con loro. Insomma, lei ha detto più volte: noi come provincia non ci saremo. No, non ci saremo rispetto al ruolo che in questo momento Bolsonaro sta ricoprendo, alle scelte più che al ruolo che sta facendo per il Brasile. Non sono scelte accettabili. Poi se il presidente Bolsonaro vuole venire a visitare nel Padovano i luoghi delle sue origini, allora che lo venga a fare, però non penso abbia nulla da essere motivo per rappresentare con onore questa nostra cittadina. Lui è un cittadino, fino a questo momento può andare ovunque, non è il nostro giudizio che conta, conterà quello dei brasiliani, conterà quello della giustizia brasiliana. Però io, come istituzione, una parte dell'istituzione italiana, personalmente non me la sento di ricevere con gli onori oggi il presidente Bolsonaro. Poi se qualcuno vuole farlo, lo fa a titolo privato e... Si è bloccato, vediamo se riusciamo
a ripristinare il collegamento con il presidente della provincia, che già insomma nei giorni scorsi aveva detto io non ci sarò, se stavamo sentendo le motivazioni. Eccolo qua, presidente, adesso la rivediamo. Sì, ecco. bene. Dica pure. Mi dica. Dicevo, abbiamo visto insomma questi momenti dell'arrivo con un dispiegamento poi di forze dell'ordine importante. Fra l'altro, Presidente, ci sarà una manifestazione questo pomeriggio in una Padova blindata, perché il Presidente, anche se sta cambiando i programmi, come abbiamo sentito dalla nostra giornalista che si trova sul posto ogni minuto, dovrebbe però arrivare al Santo per visitare il Santo di Padova, ed è prevista fra l'altro una manifestazione proprio lì in città. Ma io mi auguro che questo passaggio nel Padovano di Bolsonaro sia un passaggio che non crei manifestazioni, che non crei disordini. Le manifestazioni ormai sono annunciate, ma che passi nell'indifferenza di un cittadino brasiliano, che oggi è anche il capo dello Stato, che viene a visitare il posto dei suoi trisavoli, ma che passi nel silenzio, perché poi tutte queste manifestazioni, tutto questo, anche purtroppo i danneggiamenti di qualche cretino dei giorni scorsi non portano assolutamente bene, non è cosa positiva, quelle sono cretinate. Oggi che Bolsonaro vada a Anguillara, vada a Padova, visiti i posti che vuole visitarli da privato cittadino e poi lì si chiuda, se ne torna in Brasile, dove dovrebbe comunque cambiare politiche rispetto a quelle fino adesso adottate. Ecco, non so se vede, stiamo vedendo le immagini di quando il Presidente si è avvicinato ai cittadini, anche al grido insomma mito da parte dei cittadini, ovviamente del suo paese, però come diceva lei ci sono stati anche atti, ovviamente manifestazioni contro questa visita. Fra l'altro, ci diceva anche la collega, è stato imbrattato anche il comune di Anguillara. Chi fa danneggiamenti comunque è un cretino, questo bisogna dire. Non si può oggi manifestare creando danneggiamenti. Ognuno di noi ha l'opportunità di esprimere la propria opinione, deve esprimerla però nel massimo rispetto di chiunque, anche se viene oggi il presidente Bolsonaro. Non siamo autorizzati a creare manifestazioni, a creare disordine, nessuno è autorizzato. Ognuno di noi, come faccio io in questo momento, ma come hanno fatto tantissimi altri, dice che non sono d'accordo con le scelte politiche di Bolsonaro. Poi Bolsonaro, fino a prova contraria, in questo momento è ancora libero di girare il mondo ovunque esso, e noi dobbiamo rispettare questa libertà. Sarà, lo ripeto, il giudizio dei brasiliani ed eventualmente della Corte di Giustizia brasiliana a prendere le decisioni. Il nostro giudizio è un giudizio politico, però che non ammette mai violenze. Ecco, questa è anche la speranza per questo pomeriggio. Insomma, abbiamo saputo che Padova oggi sarà blindata proprio per evitare che poi questa manifestazione possa avvicinarsi al corteo di Bolsonaro, e per evitare poi eventuali scontri, insomma, che non sono assolutamente, come diceva lei, ammissibili. No, gli scontri, guardi, non sono ammissibili. Padova oggi è blindata per precauzione, ma lo è blindata laddove anche in questi ultimi mesi ci sono state tante manifestazioni. È una precauzione, mi auguro che sia una precauzione che però non serva poi per qualche imbecille che pensa di fare dei danneggiamenti, dei disordini, andare oltre la manifestazione proprio del proprio pensiero di dissenso. Noi dobbiamo essere, guardi, il dissenso lo si manifesta nelle forme democratiche concesse dalla democrazia, non imbrattando, non devastando, non facendo atti verso le altre persone che non sono ammessi dalla nostra Costituzione, non sono ammessi. Noi possiamo pensarla diversamente, ma oggi dobbiamo imparare che il pensiero anche contrario
è un atto su cui confrontarsi, scontrarsi, ma non denigrarsi o osteggiare oltre misura l'avversario e soprattutto non fare atti vandalici. Presidente, la ringrazio davvero, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo ci ricolleghiamo con Padova, con Anguillara, dove per noi c'è Valentina Visentini e Simone Merlo che stanno seguendo la visita del presidente Bolsonaro, quindi qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in diretta ed ora la vedo già sullo schermo pronta la nostra Valentina Visentin con Simone Merlo che si trovano ad Anguillara e stanno seguendo la visita del presidente Bolsonaro. Valentina, a te la linea. Sì, Daniela, come vedi continuano ovviamente qui il comitato di accoglienza di Bolsonaro che si è leggermente spostato da dove eravamo, sempre vicino alle mura di Villa Veneranda Arca del Santo, in questo punto dove c'è un cancello, quindi l'unico pertugio delle mura e da dove sperano di poter rivedere il presidente del Brasile. Anche per noi è difficile vedere quello che loro stanno cercando di immortalare, perché ovviamente c'è tantissima gente che si sta accalcando sui cancelli, anche famiglie con bambini piuttosto piccoli. Il presidente è entrato nella villa dove adesso si sta svolgendo la cerimonia ufficiale di consegna della cittadinanza onoraria e poi dove ci dovrebbe essere un pranzo. Qui vedete appunto la gente che sta cercando ancora di poter fotografare il loro presidente. È stato davvero inaspettato la scelta di Bolsonaro di avvicinarsi così ai cancelli della villa per salutare le persone, è una cosa che è stata molto apprezzata qui dalle persone, ma allo stesso tempo, come avete sentito, è stata anche in parte contestata dall'unica contestatrice che è riuscita ad entrare in questa zona dove ci troviamo noi, che è super sorvegliata dalle forze dell'ordine, e che è l'unica che è riuscita ad esprimere il suo disappunto a Bolsonaro. Ecco, Valentina, la situazione è più calma rispetto ai minuti concitati. Valentina, vediamo anche tanti bambini con la bandiera. Assolutamente sì, come vi dicevo ci sono tantissimi, sì. Ci sono tanti bambini con le bandiere del Brasile che stanno appunto cercando anche loro di guardare all'interno della villa. Ci sono i paroncini giallo-verdi e le bandiere verde e oro del Brasile. Insomma, lo vedete, è un clima adesso decisamente più tranquillo rispetto ai minuti concitati che vi abbiamo mostrato in diretta quando c'è stato l'arrivo del presidente, momenti un po' più distesi, mentre prima c'è stata veramente grande tensione proprio perché si voleva evitare l'affollamento che poi c'è stato quando è arrivato il presidente, perché tutti hanno voluto avvicinarsi, si sono voluti avvicinare il più possibile. Non sappiamo quanto si tratterrà Bolsonaro, qui si parla di qualche ora e non si sa ancora se è confermata o no questa visita a Padova. Lo cercheremo di capire, comunque vi racconteremo questa giornata, perché ovviamente gli occhi sono tutti puntati sia ad Anguillara ma anche a Padova, dove in Prato della Valle dovrebbe iniziare intorno alle 2 del pomeriggio il sit-in di protesta dei centri sociali del Veneto. Ecco Valentina, noi abbiamo sentito pochi minuti fa, il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, che ci diceva, insomma, auspichiamo che questa manifestazione rimanga comunque una manifestazione pacifica, che non ci siano violenze, che non ci siano atti vandalici come quello che ci hai raccontato tu al comune di Anguillara, perché dice sono fatti che sono assolutamente inammissibili. Poi ovviamente rimane nella sua posizione dicendo io non sono d'accordo e quindi noi non saremo presenti. Chi sarà presente dalla provincia lo fa solo a titolo personale, ma dice le manifestazioni vanno fatte, sì, ma sempre in un limite e sempre in maniera, insomma, pacifica.
Infatti diciamo che gran parte, cioè la politica ha disertato questo evento, ho visto solo qualche esponente della Lega. Per quanto riguarda Padova, l'unico padovano che c'è qui è il consigliere comunale della Lega, Alain Luciani, che ha la moglie brasiliana e che ha sempre dimostrato ha sempre sostenuto Bolsonaro, e quindi oggi è qui l'unica figura padovana presente, perché poi appunto ci sono qualche esponente della Lega ma non padovano. Poi cercheremo di darvi dettagli migliori, perché anche noi dobbiamo capire e guardare, raccogliere le informazioni, però di fatto non c'è nessun esponente della politica locale qui al ricevimento di Bolsonaro, se non ovviamente il sindaco di Anguillara, Alessandra Buoso. Ecco, noi stiamo vedendo dalle immagini di Simone Merlo all'interno del cancello, lì all'interno del giardino, che ci sono anche diverse persone, probabilmente la delegazione di Bolsonaro che si trova lì? Sì, perché ovviamente diciamo che oltre alle forze dell'ordine italiane c'è tutta la sicurezza personale del presidente, quindi le forze brasiliane, e quindi tutto oltre allo staff, ma proprio la forza di sicurezza del presidente, quindi c'è veramente un dispiegamento di forze imponente. Ecco, anche Valentina, perché insomma il Bolsonaro ha appena partecipato. Sì, dimmi. E Valentina, un'ultima domanda Dimmi. volevo farti. Il programma che ci hai detto tu sta cambiando, si sta modificando di minuto in minuto, neanche di ora in ora, e non si sa come annunciato se davvero il presidente Bolsonaro andrà a Padova. Oggi si parlava anche di una sua visita a Trieste, però ancora questa è una notizia che non è ancora accertata. Non è ancora confermata, anche perché si pensava ad un passaggio appunto sia a Mestre che a Trieste, dove ci sono dei consolati brasiliani, ma di fatto al momento non è ancora confermato. Se abbiamo notizie in merito ovviamente poi ve le faremo sapere, però prima di darvi delle informazioni vogliamo anche noi capire esattamente come si svolgerà, come continuerà questa giornata. Grazie Valentina, noi intanto rimaniamo in collegamento con te per qualsiasi notizia, qualsiasi cambiamento. Chiedici la linea, perché ovviamente cercheremo di seguire passo dopo passo questa visita del presidente Bolsonaro insieme a te, a Simone Merlo. Grazie a voi, a dopo. Dunque, situazione ancora in divenire, un programma che ovviamente per motivi di sicurezza si sta modificando di minuto in minuto, poi seguiremo con la nostra Valentina insomma i prossimi passi. Come avete sentito, per il momento si trova nella villa dove riceverà la cittadinanza onoraria. Dopo ci sarà il pranzo, probabilmente all'interno della stessa villa, e da lì vedremo che cosa accadrà, se andrà come aveva annunciato al Santo, dove vi ricordiamo alle 14, l'abbiamo sentito dalla nostra Valentina, ci sarà prevista una manifestazione dei centri sociali. Dunque vedremo che cosa accadrà. Intanto noi torniamo a parlare di immigrazione, tanto più o meno siamo di immigrazione parliamo, ma parliamo del libro, perché fra l'altro lei ci faceva notare che ha preso una piccola frase di una canzone. Sì. C'è una dedica iniziale. Ed è una dedica. È una dedica che ricorda intanto una data fondamentale, il 18 aprile del 2015, quando purtroppo morirono centinaia e centinaia di profughi nel Mediterraneo, e quella data fu la data che portò la nostra famiglia a fare questa scelta. Ma la cosa che a questa data è associata anche una frase molto molto bella di questo, lo faccio vedere, di questo ultimo CD della Erika Boschiero. C'è una canzone che adesso leggo solo due righe che sono appunto presenti come dedica. La canzone è La memoria dell'acqua, e le frasi sono queste: l'acqua non dimentica e non dimenticherà tutti i figli persi in fondo al mare. L'acqua non dimentica e non ci perdonerà tutte le promesse di arrivare. È una
una canzone dedicata proprio a queste persone e ci ricorda, e io non posso non dimenticare. Quindi con questa dedica mi volevo rivolgere a tutte le persone che hanno tentato di arrivare qui e anche non sono arrivate, non soltanto quelle che sono arrivate, ma anche quelle purtroppo che non sono arrivate e soprattutto che non hanno un nome e cognome, che non hanno un luogo se non il mare come cimitero. A proposito, domani è la festa, appunto, la ricorrenza dei morti e non possiamo dimenticarci questi morti, me lo lasci dire. Il libro nasce da questa e spero vivamente che con Erika, in alcune occasioni particolari, perché il libro sarà presentato a Bruxelles, sarà presentato a Strasburgo, sarà presentato a Roma e a Milano, ci sia l'occasione anche di poter andare dal Presidente della Repubblica e poter, diciamo così, condividere. E perché dico questo? Perché io devo ringraziare moltissimo il Presidente Mattarella. Mattarella fin dall'inizio, con quella onorificenza alla nostra famiglia, ci ha aiutato moltissimo, ci ha difeso indirettamente, soprattutto da certe ingiurie, certi insulti, da certe situazioni non proprio piacevoli e col Presidente è nata una corrispondenza epistolare, io ho sempre aggiornato il Presidente di tutta questa storia e adesso che siamo a un epilogo così positivo e costruttivo mi piacerebbe moltissimo poter chiudere, tra virgolette, con questa consegna di questo libro, ma anche con questa straordinaria, lo ripeto, musica di questa cantautrice trevigiana. Trevigiana, esatto, vogliamo dirlo, cantautrice trevigiana. Erika Boschiero. Invece tornando al libro... Una domanda che vorrei chiederle, secondo lei l'Europa, abbiamo parlato dell'Europa, abbiamo parlato dell'Italia, la gente è pronta ad un passo così? O c'è ancora da fare qualcosa? No, certamente c'è da fare un discorso educativo, però il discorso educativo non è tanto per i giovani. I giovani sono già pronti, sono gli adulti che vanno educati. Lasciatemelo dire, io sono convinto che c'è un problema di fondo, oggi come oggi. Vanno rieducati gli adulti, non i giovani. I giovani sanno stare insieme, condividono, hanno una visione molto più aperta, non ci sono confini e anche tutti i discorsi che abbiamo sentito in questi mesi, in questi anni. L'adulto invece fa ancora molta difficoltà e c'è proprio ancora questo timore. Ma ci tenevo a dire una cosa, ripeto, una delle questioni più gravi è che ogni volta parliamo dell'accoglienza nell'ottica della difesa, come se le persone che giungono sono solo nemici. Ma no, non è possibile ragionare in questo modo. In questo modo non andremo da nessuna parte. Io credo che sia importante invece incominciare a vedere in queste persone non dei nemici, ma delle persone con cui fare un pezzetto di strada insieme e arricchendoci vicendevolmente e aiutandosi vicendevolmente, perché anche loro ci possono aiutare. Per me è una risorsa, se gestita in un certo modo è una risorsa. Il libro cerca di dimostrare l'importanza di questa risorsa e l'importanza di una cosa: non possiamo immaginare una soluzione unica, possiamo immaginare più soluzioni. Questa soluzione è una soluzione che ha una cosa, secondo me, importante, che dice a tutti noi europei, italiani europei: solo accompagnando le persone in questo cammino di inserimento, queste persone veramente si possono inserire, diversamente sarebbe molto difficile. Lei diceva presenterà insomma a Bruxelles, andrà a Roma e sperando che qualcosa possa cambiare. Assolutamente sì. Anche se, come diceva lei, bisogna educare, soprattutto l'adulto, perché i giovani invece già si avvicinano maggiormente. Esatto. Però ci tenevo vorrei così chiudere velocemente. Come accennavo prima, io dedico un capitolo importante ai ringraziamenti, non visti come qualcosa così di banale, ma cito tutte le persone che sono entrate in gioco in questa esperienza e sono decine e decine queste persone, a testimonianza di una cosa:
perché i ringraziamenti, leggo, sono una storia nella storia. Solo pensando a chi ringraziare si ripercorre il significativo e complesso cammino che qui abbiamo cercato appunto di raccontare. Ringraziare sembra un atto formale, ma se ci pensiamo attentamente è il modo più bello di comprendere, e mi rivolgo a tutti noi, che nella vita da soli non possiamo fare nulla. Questo è il grande messaggio, cioè non voglio che la cosa si chiuda in una... Sì, la famiglia, ma se non ci fossero stati tutti gli altri, noi non avremmo potuto realizzare nulla. Insieme è il messaggio, insieme possiamo, insieme si può. Ecco, prima di chiudere io volevo chiederle, questi ragazzi che lei ha accolto, a cui lei ha dato un futuro, ci raccontava addirittura che insomma, che uno di loro adesso si è sposato, quindi ha iniziato una nuova vita. Che cosa le dicono quando si trovano ancora con lei? Quali sono le loro parole? Le loro parole sono di grandissima gratitudine, che però è anche la nostra. Io non so se alla fin fine siamo stati più noi o loro a dover, cioè, o almeno a essere grati. Io li ho visti come un dono per noi, per la nostra famiglia e per tutti quelli che li hanno incontrati e che li incontreranno. Un dono per poter a noi tutti capire la bellezza dello stare insieme nella diversità, vedendo nella diversità sempre solo una grande ricchezza. Chiaro, le differenze ci sono, ci mancherebbe altro. Però queste differenze vanno viste in un'ottica completamente diversa, che non è quella dell'ostacolo, del confine, della rottura, della distanza, della differenza, per non parlare del razzismo. Io credo che sia importantissimo invece aprire questo dialogo e io anche faccio un auspicio. Io credo che se l'Africa e l'Europa dialogheranno, potranno veramente dare un contributo notevolissimo alle grandi questioni che ci sono in atto ora. La ringrazio, Niente. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie. veramente gentilissimo. Io intanto ricordo che ieri si è conclusa la 3 giorni emozionante anche degli alpini a Treviso, una Treviso piena di gente, tantissimi applausi, anche abbiamo visto volti emozionati delle persone quando hanno visto lo sfilamento, lo stesso messaggio di Zaia che ha detto: gli alpini sono da sempre una certezza, un punto di riferimento e simbolo di tenacia e passione, primi ad arrivare ed ultimi ad andarsene. Il tributo di affetto e riconoscenza che Treviso e la Marca hanno offerto ieri alle Penne Nere è doveroso e sentito, e quindi vediamo questi momenti toccanti di questa cerimonia. Viviamo momenti storici, epici, siamo qua nella ripresa, è già grande, è già bello. Esatto, e soprattutto tornare tutti insieme ancora una volta a ribadire questo nostro spirito comune. Assolutamente sì, è un'amicizia che abbiamo consolidato e che viviamo ciascuno nei nostri cuori, ma insieme col gruppo. Ma tengono il passo? Quanti? Tengono il passo? Sì, abbastanza, data la situazione. Ma perché non dà la cadenza? No? Il problema è che non dà la cadenza, no? La cadenza la dà la fanfara, giusto? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Guardate questo mare di penne nere che stanno confluendo verso il Duomo per l'arrivo del Labro Nazionale.
Dunque avete visto queste immagini davvero emozionanti e molto belle di questa 3 giorni che si è conclusa ieri degli alpini a Treviso, ed io rivedo invece di nuovo la nostra Valentina Visentin che si trova ad Anguillara, dove lo sapete, ormai lo stiamo dicendo, è arrivato un poco tempo fa il presidente Bolsonaro. Valentina, a te la linea. Abbiamo problemi, vediamo se riusciamo. Valentina, mi senti? Mi sentite adesso? Perfetto, ti sentiamo bene adesso. Mi sentite? Sì, sì, Valentina, sì, ti sentiamo. Stavamo parlando con una responsabile della delegazione brasiliana per capire quali sono i programmi del Presidente, quindi ancora incerto se arriverà a Padova. Ci hanno detto dipende molto da quanto durerà l'incontro qui all'interno della villa. Molto probabilmente ci sarà questo passaggio a Padova, non si sa se entrerà o meno nella Basilica del Santo. Poi credo che il Presidente, da quello che ci stava dicendo una persona dello staff, non abbia altre tappe in Veneto né a Trieste, ma è possibile che domani mattina si rechi a Pistoia, dove ci sono dei monumenti dedicati al popolo brasiliano. Quindi, come vedete, come vi dicevo, il programma di Bolsonaro è in completa evoluzione, quindi cambia di minuto in minuto, anche perché come ci sono stati parecchi fuori programma. Il primo è che hanno appena fatto entrare, lo vedete se Simone Merlo adesso riesce ad inquadrare, dove c'è quel gruppo di persone, hanno aperto i cancelli e hanno fatto entrare alcune persone, alcuni brasiliani all'interno, e quindi potranno assistere alla cerimonia di conferimento dell'onoreficenza della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta. Quindi Bolsonaro, che è riuscito alcuni istanti, e le nostre telecamere lo hanno ripreso nuovamente, quindi c'è stato questo ulteriore fuori programma con appunto lo staff della sicurezza del Presidente, che ha controllato personalmente con i metal detector alcuni brasiliani che sono riusciti dunque ad entrare per partecipare a questa cerimonia ufficiale. Poi ci seguirà un pranzo e appunto, se i tempi lo consentiranno, la visita a Padova dovrebbe svolgersi nel primo pomeriggio. Ovviamente poi l'attenzione si sposterà tutta su Padova, dove è prevista a partire dalle 2 la contestazione dei centri sociali. Al momento qui è ritornata la calma dopo appunto un ulteriore momento di tensione quando sono stati fatti entrare le persone, perché ovviamente tutti cercavano di poter far parte di questa delegazione, ma solo pochi sono riusciti ad entrare. Adesso sta ritornando qui la calma, e come vi dicevo stiamo cercando anche appunto di capire dallo staff del Presidente brasiliano quali sono i suoi prossimi programmi. Ecco, e hai avvicinato magari qualche cittadino brasiliano, magari ti hanno detto qualcosa rispetto a questa visita, che comunque è una visita che è contestata ovviamente da altri? Sì, ma per loro, per questi brasiliani che sono qui presenti, ovviamente c'è la felicità solo di vedere il Presidente, tante famiglie che hanno detto di essere qui perché volevano appunto vedere il Presidente. Hanno portato, nonostante la pioggia che come vedete adesso ha ripreso, hanno portato i bambini, quindi ci sono anche tanti bambini piccoli che sono stati fatti avvicinare perfino al cancello. Vedete anche qui c'è un bimbo con la maglia del Brasile, ci sono 2 bimbi con la maglia del Brasile, quindi si tratta per lo più di famiglie che avevano espresso la volontà di poter vedere il Presidente Bolsonaro. Ecco, per loro una festa. Tu pensi che dovesse il Presidente Bolsonaro andare a Padova, magari anche insomma qualche brasiliano lo seguirà secondo te verso Padova, nonostante ci sia, come ci hai detto, la manifestazione? Credo che sia più difficile, perché questo era l'unico momento in cui Bolsonaro era effettivamente avvicinabile e visibile. A Padova è tutto molto molto protetto, anche perché lui vuole visitare aveva espresso il desiderio di visitare la Basilica del Santo, ed essendo comunque Padova un territorio più forse anche difficile da controllare, da gestire, mentre qui siamo in una via secondaria di Anguillara, credo che lì le persone, insomma i brasiliani, facciano molta più fatica a vedere il Presidente
Presidente, quindi sono arrivati fin qui ad Anguillara perché questo era l'unico momento in cui effettivamente c'era la possibilità di salutare il Presidente Bolsonaro. Ecco, non si riesce, vero, a provare a parlare con qualcuno, perché ci dicevi anche c'è un problema anche di lingua, poter parlare magari con qualcuno di loro? Sì, perché assolutamente sì, anche perché abbiamo parlato prima un po' in inglese per capire un po' i programmi, ma qui i presenti parlano solo portoghese. Ho capito Valentina, noi magari rimaniamo ancora collegati a vedere magari qualche immagine, lo ricordiamo, insomma il Presidente è all'interno della villa con ovviamente il primo cittadino di Anguillara, dove insomma... Ecco, sì. Ci sono, vediamo tanti bimbi. Vi faccio vedere un po', ecco, vediamo i bambini, una festa per loro, insomma per i brasiliani. Villa, ci sono alcuni Esattamente, sono qui, qui è stato più sgomberata, mentre la folla si è spostata nell'altro cancello, che però è stato di nuovo chiuso nella speranza appunto di vedere ripassare Bolsonaro, ma credo sia difficile. Questo invece è il cancello principale da dove è entrata la delegazione che noi abbiamo visto appunto in diretta, e vedete è presidiata dalle forze dell'ordine, non solo ovviamente italiane, ma anche della sicurezza personale del Presidente. Ecco, una giornata sicuramente difficile per le forze dell'ordine che devono presidiare non solo qui a Anguillara, ma poi anche, come ci hai raccontato tu, anche la zona di Padova. Infatti assolutamente sì, infatti anche noi adesso cercheremo di capire e forse ci sposteremo quanto prima a Padova per seguire anche da vicino lì la situazione. Ecco, vediamo qualche movimento, qualcuno che sta uscendo. Vediamo. Sì, assolutamente sì, ci sono c'è qualche movimento dei furgoni dei carabinieri, anche perché appunto credo che anche loro poi dovranno dirigersi verso Padova, dove comunque la macchina della sicurezza è già stata messa in moto fin dal mattino. Ecco Valentina, ci dicevi, dopo la cerimonia ci sarà il pranzo sempre all'interno della villa? Sì, assolutamente sì, sempre qui è stato l'unico luogo di Anguillara visitato da Bolsonaro, ovviamente per ragioni di sicurezza. Lui aveva espresso alcuni desideri, come quello di vedere la fonte battesimale della chiesa parrocchiale, perché lì era stato battezzato il suo bisnonno Vittorio Bolsonaro prima di partire per il Brasile. Il bisnonno è partito con i genitori quando aveva 10 anni e quindi è stato battezzato qui ad Anguillara. Il presidente Bolsonaro aveva espresso la volontà di vedere la fonte battesimale, ma appunto la visita alla chiesa è stata annullata, così come è stata annullata la cerimonia della consegna della cittadinanza in comune, perché appunto il comune era stato imbrattato venerdì mattina da un blitz di ambientalisti che ha scaricato letame e con le bombolette spray vandalizzato la facciata principale del comune, che è tuttora appunto piena di scritte, e quindi è stata annullata la presenza in comune di Bolsonaro ed è stato fatto arrivare direttamente qui nella villa. Vediamo Valentina, casomai noi rimaniamo con te magari per vedere se c'è qualche movimento, ma probabilmente rimarrà un po' tutto così fino a quando non uscirà il Presidente, anche se magari dopo la cittadinanza onoraria magari tornerà a parlare con i suoi concittadini ancora qualche minuto. Vediamo magari ovviamente rimarremo collegati con te e poi tu potrai contattarci proprio se vedi qualche movimento o l'uscita del Presidente, e soprattutto se saprai magari quale sarà il programma del Presidente. Assolutamente sì, noi adesso cercheremo di reperire ancora altre informazioni e poi vi faremo sapere, vi chiederemo la linea appena appunto abbiamo delle novità. Grazie davvero Valentina, noi torniamo comunque da te fra qualche minuto. Assolutamente sì. Dunque
Dunque io adesso invece presento, aspettato finora, ci scusiamo per questo, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS2 della Marca Trevigiana. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Io prima di parlare un attimo con la Paola Roma, parleremo anche della campagna anti-influenzale che scatterà domani, lo ricordiamo, devo dare anche conto di un incidente mortale che è avvenuto, ne parlavamo all'inizio di questa edizione, un incidente mortale che è avvenuto a Treviso, un uomo di 32 anni, straniero, è deceduto per le conseguenze di un incidente accaduto alla periferia di Treviso. Il giovane si trovava a bordo di un'utilitaria assieme ad altre 4 persone quando per motivi da accertare la vettura si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Il ragazzo è morto all'istante, un secondo occupante è ricoverato in gravi condizioni, mentre gli altri hanno riportato solo ferite lievi. Illeso invece il camionista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il SUEM e la polizia stradale. Fra l'altro, lo diremo anche nel corso del nostro telegiornale, ci sono stati davvero parecchi furti la notte scorsa, soprattutto nella zona di Roncade. Ne parleremo proprio nel corso delle nostre edizioni. Siamo andati anche a sentire una delle persone che è stato derubato, che si è trovato i ladri in casa, ladri che sono arrivati con persone che si trovavano all'interno delle abitazioni. Ne parleremo nel corso del nostro telegiornale a partire dalle 19:30. Parliamo invece, Paola, della campagna anti-influenzale che scatterà domani. Esattamente, domani iniziano i medici di medicina generale, i pediatri libera scelta che ringraziamo, e poi dal giorno 8 di novembre anche nei nostri centri vaccinali sostanzialmente c'è la possibilità, suddivisa appunto nelle diverse distretti territoriali, di poter avere anche lì questa somministrazione. Diciamo che le persone fondamentali a cui viene rivolta la campagna vaccinale, soprattutto le persone over 60 e quelle con fragilità, e anche i bambini ovviamente fino ai 6 anni. Per la popolazione che volesse vaccinarsi under 60 e quindi dai 7 anni è possibile farlo anche nei centri vaccinali dell'azienda sanitaria che appunto apriremo appunto dall'8 di novembre. Ringrazio per la collaborazione davvero anche tutti i colleghi sindaci, per le strutture, ma anche i nostri centri servizi che hanno dato questa disponibilità, dove vengono già effettuate le vaccinazioni al costo diciamo di 10 euro, e questo è l'importo che viene dato. Ovviamente i soggetti che vogliono sottoporsi sia alla vaccinazione Covid che anche all'antinfluenzale, come anticipato giustamente dal Presidente Zaia e ribadito dall'assessore Lanzarini, è possibile farlo nella stessa seduta vaccinale, quindi nella stessa seduta è possibile avere sia una iniezione che anche l'altra. Ecco, qui parliamo però ancora delle categorie che possono usufruire adesso della terza dose. C'è ancora una data? Non c'è ancora una data di quando insomma tutti gli altri potranno fare la terza dose? Ma sicuramente per la terza dose intanto giustamente sono quelli dei nostri centri servizi e le persone vulnerabili. Chiaramente devono iscriversi nel sito, ovviamente certo. È volontario, e quindi nella volontarietà della vaccinazione il soggetto si iscrive, e successivamente appunto non ci sono ancora date relativamente a questo. È anche vero che stiamo anche tenendo controllati e monitorati le situazioni anche di casi positivi nelle scuole, proprio perché abbiamo appunto sotto la lente di ingrandimento la fascia under 12, quindi quella fascia che appunto non è possibile vaccinare, che quindi insomma stiamo tenendo monitorata, e ringrazio il Dipartimento di Prevenzione perché anche in queste ore e in questi giorni stanno lavorando anche gli operatori proprio per questa gestione, che ovviamente può portare delle situazioni a inizio a scuola che devono essere comunque monitorate, quindi li ringrazio perché stanno lavorando anche in queste ore. Ecco, fra l'altro Paola, sono aumentati i contagi nell'ultimo periodo, un aumento fortunatamente graduale ma costante. Come c'è stato però nello scorso autunno, si spera ovviamente non in quella maniera, però insomma contagi che continuano a aumentare, e abbiamo visto anche vari focolai. La preoccupazione adesso è, dopo le feste di Halloween, che cosa accadrà. Abbiamo visto insomma immagini e foto di discoteche o comunque di anche feste private dove c'erano veramente assembramenti di ragazzi. Certo, quello che si appunto continua a ribadire ai cittadini è che comunque non è, come diceva il Presidente Zaia, non è un libero a tutti, quindi il distanziamento, la mascherina, l'igienizzazione delle mani, questo diventa fondamentale. Ecco perché anche la campagna antinfluenzale lo diventa perché l'anno scorso ovviamente con i restringimenti, con il fatto che comunque i dispositivi venivano utilizzati, comunque non abbiamo avuto una visualizzazione dell'influenza l'anno scorso. È chiaro che quest'anno siamo tutti quanti un po' preoccupati, e quindi soprattutto per le persone vulnerabili rispetto a questo. Chiaramente ribadiamo sempre che, siccome ci trattiamo di periodo anche che chi non vuole fare la vaccinazione antinfluenzale deve comunque
comunque rispettare quelle normali regole, quindi lavarsi le mani più spesso, tenere il distanziamento, la mascherina, ricordare queste buone prassi che comunque hanno permesso l'anno scorso di non avere effettivamente una visione dell'influenza, che quindi quest'anno e quindi adesso inizieremo a vedere quali sono poi i possibili risvolti. Ecco, fra le regioni a rischio, diciamo, possiamo chiamare a rischio di magari rischiare di tornare in zona gialla, c'è anche il Veneto, anche se però i ricoveri non sono aumentati né se non di poche unità nelle terapie intensive né per quanto riguarda i reparti normali. Certo, è anche una buona notizia da dare che anche sul numero di tamponi che anche la nostra azienda sanitaria, ringrazio appunto il direttore generale, ha dato la disposizione proprio di metterli, in quanto richiesto dalla regione, all'interno dei Covid point, e quindi un aumento di circa 3.000 tamponi che venivano fatti. Vediamo che tante persone stanno scegliendo anche di vaccinarsi e quindi riducono anche quella mole di lavoro che è collegata chiaramente ai tamponi, quindi sicuramente anche questo fa ben sperare rispetto anche a un convincimento delle persone, soprattutto dei lavoratori che magari si trovano in questa situazione. Però rispetto, diciamo, ai numeri e all'offerta che è stata data anche rispetto ai tamponi, insomma anche a livello di conferenza dei sindaci, l'abbiamo affrontato proprio venerdì, la risposta è ottimale, quindi anche la risposta che l'azienda sanitaria ha messo in campo e oltre a quella delle farmacie, che ringrazio proprio per il lavoro di squadra che stanno facendo, chiaramente diventa fondamentale per tutti quanti. Ribadisco, come dicevi appunto tu, anche il fatto di queste feste, degli incontri eccetera, di ribadire sempre la regola del distanziamento, dell'igienizzazione delle mani e dell'utilizzo della mascherina. Questo non potremo mai dimenticarlo, proprio perché, ripeto, c'è anche l'antinfluenzale adesso ed è una delle buone prassi che dobbiamo comunque continuare a rispettare, proprio perché, come dicevi, lo vedremo nei prossimi giorni, quello che appunto è in evidenza adesso. Appunto ribadisco questo dato positivo, che invece diventa proprio la volontà di tante persone appunto di sottoporsi alla vaccinazione, quindi ci fa anche ben sperare rispetto all'utilizzo del personale che chiaramente adesso stiamo utilizzando in duplice veste, sia per i tamponi che anche per le vaccinazioni, e quindi se diciamo si possa anche utilizzare più personale anche per l'antinfluenzale, oltre che il ringraziamento ai medici di medicina generale e ai pediatri libera scelta per l'attività importante che stanno facendo, e anche ai colleghi sindaci, perché alcuni medici di buona prassi facevano le campagne antinfluenzali anche in strutture delle amministrazioni comunali che hanno nuovamente i sindaci messo a disposizione, e quindi diventa importante anche questo nel lavoro di squadra che comunque ci tiene uniti rispetto a questo. Ecco, prima ci parlavi invece di inclusione, di un tema sociale, insomma. Sì, sicuramente nel PNRR chiaramente il punto, proprio all'asse 5, viene previsto questo tipo di interventi che verranno poi delineati. Abbiamo chiesto appunto a livello di conferenze dei sindaci proprio alla regione, alla quinta commissione, di poter dialogare assieme su questa, che riguarderebbe un asse particolare che riguarderà gli ambiti territoriali al momento, oppure in forma associata di questo tipo, oppure i singoli comuni, rispetto a un PNRR che appunto vede in questa tematica la possibilità di avere sostegno soprattutto alle persone vulnerabili, quindi pensare ad una rete che si prenda in cura sia progetti di vita indipendente, ma che poi al compimento dei 65 anni possa prevedere anche una forma di inserimento all'interno delle strutture. Quindi diciamo si inizia a parlare anche di questa parte sociale che diventa fondamentale, perché diventa un percorso anche di vita indipendente che può fare la persona disabile. Appunto su questo lo Stato ha circa messo 300 milioni di euro collegati al PNRR, di cui 23 milioni appunto per la nostra regione, quindi andremo a dialogare per capire appunto l'investimento rispetto a questo, soprattutto anche per i nostri territori, in una politica sulla quale insomma ci stiamo confrontando sempre di più su un progetto di vita individuale, quindi facendo dei corsi anche noi amministratori con l'azienda sanitaria rispetto a un budget di salute che ci permette di migliorare le risorse in campo, andando ad investirle effettivamente su progetti particolari e dedicati non solo ai disabili adulti ma anche ai disabili giovani, e a quelli dobbiamo dare una risposta. Certo. Tornando a parlare invece della terza dose, perché una delle domande che ci fanno i telespettatori, dicono adesso hanno iniziato le persone fragili, ovviamente gli ultra sessantenni, gli ultra ottantenni che insomma sono stati già vaccinati o comunque si stanno vaccinando ancora con la terza dose, e qualcuno dice ma insomma la speranza è che anche tutti gli altri possano fare la terza dose, ovviamente sempre in scala volontaria, chi vorrà fare la terza dose, come ti
le forze dell'ordine che lo avevano fatto all'inizio, quando... Certamente, infatti su questo si aspettano appunto le disposizioni appunto ministeriali rispetto a questo, per poter anche procedere con questo tipo di intervento. Chiaramente non dobbiamo appunto dimenticare la volontarietà, come dicevi tu, e quindi la presa di coscienza dello stesso individuo poi diciamo inserire proprio le proprie cifre del codice della tessera sanitaria, le ultime cifre, e andare ad inserirsi nel portale. Lo ricordiamo perché magari il cittadino, anche l'anziano, pensa: beh, ma magari mi arriva una convocazione a casa oppure mi mandano un SMS. No, c'è la volontarietà e quindi diventa fondamentale anche ribadire questo. Ecco, l'importante è che appunto i cittadini sappiano che si devono iscrivere nel portale regionale per poter fare la terza dose. Non si viene chiamati, ed era effettivamente delle problematiche di molti anziani che stavano aspettando la chiamata che non arrivava. Esattamente, esattamente. Poi la disponibilità appunto dei centri vaccinali, che come abbiamo visto soprattutto nella nostra provincia sono stati dislocati anche nei centri servizi, proprio perché la nostra regione, che vanta di avere il sociale e sanitario insieme, in questa maniera facciamo vedere anche la collaborazione che c'è e c'è sempre stata con appunto i nostri centri servizi, che chiaramente hanno vissuto periodi particolari, ma come loro anche le comunità alloggio, quindi la parte della disabilità e delle strutture per minori durante appunto la situazione pandemica. Lascio un attimo solo Paola Roma, perché rivedo sullo schermo la nostra Valentina Visentin che si trova ad Anguillara. Valentina? Sì, eccoci Daniela, siamo ancora qui fuori ad Anguillara, però fra poco ci muoveremo verso Padova, dove ci hanno detto che la città è blindata e presidiata dalle forze dell'ordine. Abbiamo provato a parlare con alcuni dello staff del presidente Bolsonaro, ci hanno detto che il programma è ancora aperto, schedule open, così ci hanno detto. Perché ancora non si sa bene quali saranno i prossimi movimenti di Bolsonaro. Oggi vorrebbe andare a Padova, ma bisogna vedere, uno, le condizioni meteo, qui sta piovendo, il tempo non è ottimo, e quindi e due, anche quanto durerà poi il pranzo all'interno della villa. Quindi insomma il programma è aperto, non si sa bene se ci sarà o meno questo passaggio a Padova. Di fatto la città è blindata, vediamo anche molte delle forze dell'ordine che stanno uscendo e si stanno spostando, quindi molto probabilmente deduciamo che effettivamente, se il dispiegamento di forze dell'ordine sta iniziando a spostarsi, vuol dire che è possibile che Bolsonaro dunque vada anche a Padova. Da Anguillara per il momento non ci sono altre novità, se non che comunque la folla si è piuttosto tranquillizzata. All'interno ci sono tantissime ancora delle forze dell'ordine, ma come vedete uno dei furgoncini della polizia si sta spostando. Ecco, c'è anche stampa brasiliana con cui... Sì. Fra l'altro Valentina, ricordiamo che Bolsonaro, con un atto insomma inatteso, inaspettato, è uscito quando è arrivato è uscito dal cancello ed ha parlato con i suoi connazionali per qualche minuto. Sì, assolutamente sì, poi l'abbiamo rivisto perché è passato, ma da lontano ovviamente, da un altro cancello, e poi c'è stato quest'altro atto inaspettato, quello di far entrare alcune persone tra la folla. Ovviamente prima di entrare sono state prontamente controllate, quindi che hanno potuto assistere a quanto sta accadendo qui all'interno della villa. Valentina, noi ti ringraziamo. E adesso appunto vediamo. Sì, noi adesso ci sposteremo a Padova, perché ci dicono che la città è presidiata e blindata. Ecco, la manifestazione, lo ricordiamo, inizierà alle 14, giusto Valentina? Sì, è previsto l'inizio del sit-in alle 14 in Prato della Valle. Valentina, E poi le strade da Prato della Valle verso il Santo sono chiuse. Ecco, noi ti ringraziamo Valentina, ti lasciamo andare a Padova, ovviamente per qualsiasi notizia noi siamo pronti, e ovviamente daremo tutte le notizie anche nel corso dei nostri telegiornali, sia a Padova sia per quello di Treviso. Grazie davvero Valentina, grazie anche a Simone Merlo che ci ha insomma inquadrato e ci ha fatto vedere il presidente Bolsonaro che usciva. Grazie davvero. Grazie a voi. Dunque avete sentito, adesso la nostra Valentina con Simone Merlo andranno a Padova, dove avete visto e avete sentito una Padova che è davvero blindata. Adesso lo spostamento delle forze dell'ordine sarà lì, perché inizia alle 14 questa manifestazione contro la visita di Bolsonaro in città. Paola,
Stiamo parlando invece di Covid, perché anche di questo si continua a parlare, perché purtroppo dovremo convivere con questo virus. Per chi dice finirà, probabilmente non così presto. Non così presto, e sicuramente dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia proprio con i nostri comportamenti. Lo facciamo anche per i ragazzi delle scuole, lo dicevamo prima. Adesso una delle cose importanti diventano i test salivari, perché chiaramente la Regione Veneto è diventata importante rispetto non solo alla sperimentazione che ha fatto sulle scuole sentinella, ma anche a quella che si sta facendo direttamente anche per i ragazzi, perché abbiamo capito chiaramente i disagi che hanno soprattutto i bambini più piccoli, lo diciamo anche nelle scuole dell'infanzia dove avevano questa criticità, e quindi anche l'intervento con i test salivari diventa ovviamente meno invasivo per il ragazzo. Quindi chiaramente cercando di capire che dobbiamo continuare a fare comunità nel rispetto delle regole, perché poi, Daniela, dobbiamo pensare che avremo anche il Natale, e quindi una possibilità di creare anche per i ragazzi un minimo di situazione di convivialità, ovviamente negli spazi esterni, ovviamente all'aperto, ma creare almeno delle basi in cui effettivamente si veda che un qualcosa, un'attività anche per la comunità viene fatta. Abbiamo bisogno di fare vivere il presente ai ragazzi adesso, i giovani hanno bisogno di viverlo adesso il loro presente, quindi dobbiamo lavorare anche noi per questo, nel rispettare le regole. Ecco, la situazione delle scuole attualmente. Sì, sicuramente ci sono dei casi ovviamente in monitoraggio, soprattutto per la fascia sotto i 12 anni, quindi under 12, proprio perché è la casistica che ci preoccupa di più, proprio perché nella loro fascia non può essere effettuata la vaccinazione, e quindi li stiamo monitorando così, ripeto, anche in questi giorni, proprio perché magari i casi che possono emergere di positività o del personale della scuola piuttosto che del personale chiaramente che segue anche poi tutta la parte dell'accoglienza oppure dei trasporti diventa fondamentale, e quindi anche in questi giorni comunque il Dipartimento di Prevenzione sta lavorando anche per questa situazione collegata alle scuole, proprio perché c'è la ripresa ovviamente domani delle scuole, ma la ripresa in sicurezza, e quindi ringrazio davvero anche il lavoro che stanno facendo non solo il Dipartimento di Prevenzione ma anche gli istituti comprensivi con i loro dirigenti e i sindaci, perché in questa situazione ovviamente i trasporti scolastici come anche i servizi di accoglienza vengono gestiti ovviamente dalle amministrazioni, e diventa fondamentale appunto che questa rete sta continuando a lavorare, lo sta facendo insieme, e quindi per arrivare a dare anche una tranquillità alle famiglie e agli stessi ragazzi nella ripresa. Ecco, un'ultima domanda, dopo si chiude questa edizione. I tamponi anche oggi sono disponibili per i cittadini nonostante sia la festa di Ognissanti? Sì, sicuramente in base appunto agli orari, mentre le vaccinazioni terminavano alle ore 14 di oggi nei centri vaccinali, continuano invece nei punti tamponi che sono identificati nel sito dell'azienda sanitaria proprio la disponibilità rispetto a questo, e ripeto, il dato confortante è proprio quello che in molti anche lavoratori si stanno avvicinando alla vaccinazione, cosa che appunto ci permette di utilizzare anche il personale in maniera più omogenea e di non farli correre da una parte all'altra, chiaramente per seguire entrambe le linee. Quindi davvero l'appello è anche quello al mantenere il distanziamento e soprattutto l'igienizzazione e la mascherina. Paola, ti ringraziamo, grazie davvero, grazie per essere stata con noi, e come sempre insomma gentilissima perché ci ha spiegato le ultime novità in materia di Covid, che purtroppo ricordiamo virus con cui dovremo convivere probabilmente a lungo. Grazie davvero a Paola Roma, grazie al regista Andrea Basso e a Mattia Pizzaia che si trovano in regia, che ci hanno insomma aiutato a seguire questa anche la visita di Bolsonaro che si trova ad Anguillara, lo ricordiamo, poi la seguiremo anche nel corso del nostro telegiornale, vedremo che cosa accadrà a Padova, se il Presidente andrà come aveva anticipato al Santo, e poi seguiremo anche la manifestazione sperando che non ci siano atti di violenza ma che rimanga una manifestazione pacifica. Termina qua questa edizione, io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Il mese di novembre si apre all'insegna dell'instabilità. In transito sull'Italia una perturbazione atlantica piuttosto intensa. Vediamo il dettaglio di lunedì 1 novembre. Sul Veneto tempo molto perturbato con nuvolosità estesa e piogge diffuse anche a carattere di rovescio, localmente abbondanti e intense. Il limite delle precipitazioni nevose sarà inizialmente alto, intorno ai 1400 metri, poi in sensibile calo verso sera. Venti moderati di scirocco.
Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 12 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo maltempo diffuso con rovesci e temporali. Attenzione a possibili fenomeni anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo piogge dappertutto, localmente consistenti e intense, ma migliorerà nel corso della notte. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.